A tutti buonasera dall'Ippodromo del Savio di Cesena, convegno di martedì 10 agosto, prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 3 anni, 12 al via, lo schieramento Codigal, Commander Crow, Charming Colchi, Cookie Griff, Cortina, Corsaro Sun in prima fila, Cooper GV, Creso Rab, Copacabana Mark, Cinzia degli Ulivi, Cascor Indal, Can dei Greppi in seconda. I favori in chiusura sono per Commander Crow numero 2, Thomas Manfredini. Macchina che stacca con la velocità iniziale di Cookie Griff che sopravanza Charming Colchi e Commander Crow. Vediamo intanto. Numero 5, Cortina squalificato. Cortina e al largo si propone così Corsaro Sun dopo i primi 215,3. Corsaro Sun va deciso su Cookie Griff dopo 400 metri di gara, lo avvicina ma poi finisce con lo sbagliare. 29,8 intanto i 400 iniziali. Numero con 6 Corsaro Sun Cookie Griff che continua a guidare nei confronti di Charming Colchi, poi c'è Codigal in terza posizione lungo la corda, mentre all'esterno cerca di risalire Copacabana Mark. 45,9 per i 600 iniziali, 16,1 in curva, ha cercato di moderare il ritmo sulla piegata il leader e ora Copacabana ne approfitta per avanzare all'esterno, seguita da Commander Crow. In terza ruota la progressione di Can dei Greppi, 1,1,7 il passaggio agli 800, 15,8 di parziale. C'è stato però l'errore di numero 12 Can dei Greppi squalificato. Dei Greppi, così si ritrova nuovamente allo scoperto il numero 9 Copacabana Marche che dopo un chilometro in 1,17,9 va sul battistrada Cookie Griff, trascinandosi sempre Commander Crow. Lungo la corda rimane Charming Colchi. Siamo intanto a 400 dalla conclusione, la frazione nuovamente veloce in 14,8, lo scatto di Commander Crow, ma ancora energie per replicare Copacabana Marche che va nuovamente su Cookie Griff, lo impegna con decisione. In terza ruota invece viene Commander Crow, lungo la corda per il momento è chiuso, barrato Charming Colchi, retta d'arrivo con cavalli a ventaglio ai 100 finali, ancora lotta aperta con Cookie Griff che tenta di riprendersi da Commander Crow che attacca ancora sul palo. Commander Crow di precisione riesce a piegare Cookie Griff, mentre ci sarà foto probabile per il terzo posto, 1,17,5, 31,3 a chiudere la penultima frazione della corsa, praticamente una delle più lente. Cookie Griff si riprende all'ingresso in dirittura d'arrivo, ma Commander Crow nel finale mette in campo qualcosa in più, vedete sul traguardo riesce a piegare di una testa l'avversario, mentre per il terzo sono molto vicini. Numero 3 di Charming Colchi e numero 1 di Codigal che vanno probabilmente a disputarsi in fotografia la terza moneta. Successo per Commander Crow, Thomas Manfredini, Andrea Vitaliano.